un'osservazione da fare, o meglio, un'osservazione. Quando hai fatto vedere l'applicazione del sistema 1 dei rurali, sì, che sono la guardia, che sono sì, i limiti dell'altipiano, a questo punto ho pensato alla ipotesi dell'astronomia, dei quali anche astronomi, i quali ritengono che tutti i rurali siano giù in punto, no? Allora, quell'ubicazione già parla invece di controllo del territorio. Sì, assolutamente. Tra l'altro abbiamo anche pubblicato anche su Archeologia e Calcolatori, anche sugli atti del convegno di landscape archeologi di Archeologia del Paesaggio, i risultati che ho portato questo, però in realtà poi abbiamo fatto analisi GIS, analisi anche di tipo, diciamo, analisi multivariate secondo gli schemi dei colleghi dell'Università di Granada, e tutte ci parlano di una serie di rurali che controllano le zone economicamente importanti di questo territorio, quindi le vie di comunicazione, le zone agrarie, le zone di pascolo. Queste sono le tre. L'acqua era una fonte strana. Questa cosa l'abbiamo riscontrata a Curada, però Marco ha fatto una tesi di dottorato su tutti i nuraghi della zona, ma anche Villa Verde, Conostra la Mazza, molto più ampia. Federico Porcetta l'ha fatta sulla, diciamo, sulla zona di Serri e sulla Giara, anche là abbiamo una serie di nuraghi ubicati sul cibo dell'altopiano. E quindi abbiamo riscontrato, sono spesso vicine a vie di comunicazione che erano importanti, che noi ricaviamo ipotetiche vie di comunicazione con delle tecniche GIS, quindi per noi è abbastanza chiaro che l'ubicazione di questi monumenti fosse dovute a esigenze di controllo territoriale, inteso come controllo delle risorse del territorio. E quindi è chiaro che giustamente, come diceva, il buon Dio ha costruito questo altopiano astronomicamente funzionale. Però sai, sarebbe molto interessante invece fare l'isolazione anche astronomiche, perché se si trovano se si dovessero trovare le costanti, no? Costanti di orientamento, e queste costanti sempre anche astronomiche e non semplicemente di apertura in direzione dell'est a ovest, il problema non è il sole, il problema è il cielo, no? Perché se ci trovassero delle costanti, queste costanti sarebbero irrilevanti, perché la situazione economica potrebbe ci dare l'impressione. Quindi suggerisco di fare le misure astronomiche, che serve anche come verifica. Però devo dire, ci serve anche come verifica. è vero, però mi diceva, si ricorda quando abbiamo fatto quel convegno, c'è stato un convegno di archeastronomia, sembra che quella mia professoressa, un convegno di archeastronomia ha fatto da persone abbastanza serie a Sassari, nella Castiglia, e c'era forse il presidente dell'associazione di archeastronomia, no, però quello di Sassari, ma c'era questo che era Polcaro. Ah, sì, che vero. E lui ha detto delle cose molto interessanti. Lui ha detto che praticamente qualsiasi cosa ha il 90% di possibilità di essere orientato astronomicamente, cioè questo tavolo ha il 90% di possibilità di avere un orientamento astronomico, nel senso che questa linea potrebbe essere nord, sud, est, ovest, e la linea dell'equinozio, la linea della solstizio, la linea verso le Pleiadi, verso questa, verso questa. Quindi lui diceva che bisogna fare, giustamente, perché io non sono contrario all'astronomia, che secondo me è molto interessante, però bisogna fare un discorso al contrario, cioè noi anche oggi troviamo magari dati riferibili, non lo so, a una situazione puntuale, perché quando la troviamo la verifichiamo, la riconosciamo, perché ci sono delle repetitività, degli oggetti particolari. A questo punto, lavorando insieme, dovremmo lavorare insieme e capire perché quel monumento, che magari è un tempio, perché essendo un tempio, quindi è già una struttura puntuale, ci sono molte probabilità che quell'orientamento abbia un significato, cosa che invece questo tavolo
non ha, anche se magari se andiamo a calcolare vediamo che è orientato. Certo, è giustissimo, probabilmente non c'era la relazione. Era per incontro firmato. Sì, ha perfettamente ragione, però bisogna cimentarsi anche da questo punto di vista. Bisognerebbe lavorare assieme. Sì, anche per sfatare l'idea che noi ce l'abbiamo qua sugli altri, e non è assolutamente vero, quindi io tra l'altro ho detto che in una fase è stato utilizzato come struttura culturale, la fase dell'età del ferro, col bronzetto, là ci doveva essere secondo noi, abbiamo interpretato come una fase in cui era stato utilizzato per fare culturale con questo particolare che in parallelo bisognerebbe anche fare un'analisi sulle strutture abitative attuali, no? Per capire come sono. Ecco, alla fine si troverà che sono astronomicamente c'è anche un altro dato scientifico, poi posso chiudere questo argomento, che in realtà anche ammettendo che sia orientata astronomicamente, ciò non comporta che siano strutture templari, perché potrebbe essere anche un'usanza, quindi uno può costruirsi anche una casa perché non crede, c'è tuttora quelli che credono ad esempio negli orientamenti, si costruisce la casa con un certo orientamento, magari guarda la luna, e quello però non è che è quello del tempio perché è orientato astronomicamente, bisogna avere dei dati scientifici. Infatti una persona a questo punto diceva sì, la mia cucina è orientata astronomicamente, ma è una cucina, non è un tempio. No, questo è semplicemente un modo per dire che bisognerebbe abbattere. Sì, essere aperti, ma noi siamo aperti. E magari cimentarsi per un periodo scientifico. Sul Comurada ci sono domande da fare? Sì, le faccio una. Sì. La parte arcaica è inquadrata alla bronzometa. Sì. Riscontri stratigrafici o altre considerazioni di raffronto? Allora, abbiamo elementi, in realtà per quanto riguarda il Cancello Antapaia abbiamo pochi elementi stratigrafici, perché non so se si è visto, quella zona del murario corridoio, diciamo in una dei vani è crollato in antico la parte superiore e quindi è rimasta sempre aperta, quindi è un posto dove dal Medioevo ad oggi i mogoresi entravano, quindi l'abbiamo trovato solo polvere, cioè non infiltrazione eolica, non abbiamo trovato niente, però abbiamo trovato negli strati e nella torre D, negli strati di base, abbiamo trovato le ceramiche del bronzometa e inoltre abbiamo delle datazioni del bronzometa. Una datazione Carmelo 14 in quella zona che noi ritenevamo fosse in quel corridoio cieco, da là viene una datazione inizi del bronzometa. Quindi abbiamo una certa sicurezza su questa datazione, su questa interpretazione. E poi ci soccorrono le considerazioni di carattere stilistico, perché è chiaro, a livello planimetrico, a livello strutturale, costruttivo, ci sono fortissimi, come dire, raffronti con altri murali di corridoio. Quindi, diciamo, sommando tutta questa serie di indizi, abbiamo una certa sicurezza di questa ricostruzione. Non ancora. Invece sui Ho materiali afferrato un certo timore nel parlare di Monte Claro come di conci estranei alla stratificazione nuragica. Io non avrei questo timore. Ma in realtà se il contesto stratigrafico sarete voi i primi a dircelo, lo dimostrano. Io ho assistito allo scavo negli anni 80 su un lago arcaico ed ero nel Bonnannaro, non sento mai nessuno parlare di Bonnannaro, non abbiamo lago arcaico. Se a Camana, Busacchi c'è Bonnannaro, e come? Allora, Bonnannaro è un'accezione molto larga, anche perché io e la professoressa non siamo d'accordo per esempio su questa cosa, però Bonnannaro vuol dire tante cose, perché Bonnannaro è stato chiamato per anni Saturicolo. Quindi Saturicola è sicuramente nuragico, però Saturicola è bronzometa. Quindi Bonnannaro
Scusa, perché Saturnicola non è stata ancora pubblicata. Sicuramente. Non è stata ancora pubblicata interamente. È stato detto anche nella conferenza di anni. Saturnicola, tanto si parla di Saturnicola, in realtà quali sono i materiali? Sono pochissimi, eppure sono tanti quelli da comunicare. Il problema è questo, che chi ha preso i materiali di Saturnicola per studiarli e pubblicarli dovrebbe finire questo lavoro e presentarli, perché così si chiude questo discorso. Non so cambiare idea, però per adesso i dati nei nuraghi non c'è, io infatti chiamo per adesso, non utilizzo più il termine bonanna, nel senso che riesco a parlare faccio su Corona Montana e utilizzando il termine faces, che è una noi archeologi forse lo preferiamo perché è un po' più neutro, potete dicevo insomma Peroni che non dobbiamo insomma la paglia e quindi nel senso che io parlo di faccia su Corona Montana che è bronzo antico, che è una faccia precedente nuragica con delle caratteristiche tipologiche molto precise tipo i tripodi, l'ansangomito che arriva anche alle prime fasi di Saturno. Però per esempio la mancanza di Saturno non c'è tripode. Però no, Invece c'è. Vediamo. Invece c'è anche il tripode a Saturnicola. E l'ha detto la Neonelli, che è quella che sta studiando i materiali di Saturnicola. C'è anche il tripode, quindi non solo, ma ci sono anche i tegami che si diceva fossero esclusivi di Saturnicola. Ok, è Ci sono una. anche i tegami. Quindi è una fase. È un momento questo che va preso veramente con coraggio da chi sta studiando. Sono d'accordo. E presentare non solo, trovare altre. Si chiude questa cosa perché quindi io però per adesso i materiali più antichi sono questi di faccia. Cioè nelle ipotesi, i materiali più antichi pubblicati, cioè stiamo parlando. Poi io sull'argomento ho altri convincimenti miei, io sull'argomento ho altri miei convincimenti come ognuno di noi ovviamente, però la domanda che mi ha risposto correttamente era quella se era un rilievo stratigrafico o anche un raffronto stilistico. No, abbiamo. Allora, lei ha risposto con entrambe le considerazioni. Esatto. È interessante l'aspetto perché in realtà sulla cultura di Monte Claro, adesso iniziare la conoscavo, sono nel gruppo di Monte Claro, ancora c'è da capire bene. In realtà, esatto, l'origine e il rapporto, non so se ha notato che io ho parlato che spesso si ripete questa associazione nell'Oristanese tra strutture nuragiche e faccio è ancora da capire l'origine ma anche gli esiti finali, cosa succede, esatto, per esempio Campaniforti che non abbiamo villaggi, però forse può essere che utilizzassero anche, sono state trovate anche la presenza delle muraglie che sono esatto. Cioè, tutto quel settore in pratica, no? Sì. C'è un arco di tempo che poi confina, che riguarda la fine dell'età delle esatto, esatto. E infatti è lo scavo che abbiamo nuovamente lo scavo che abbiamo deciso a Fontana non ci sarà uno degli obiettivi, vedere se abbiamo solo Monte Claro, se c'è Mornana, perché viene dalla una datazione della Ceruti vecchia, però un po' tarda, che potrebbe essere Bonanna, quindi vediamo un po'. È ancora studiato. Però stratigraficamente Monte Claro là è sotto le strutture nuragiche. È come lo stesso Arturico, Saturnicola e Nuoro, Tacamanna, oppure a Medignano di Ottana, sono in via ancora di scavo, ci sono le università che stanno lavorando. Sì. Tipo a Tacamanna c'è Bologna. Prima c'era la Fasa. Io ho lavorato con loro, ma praticamente sono tutti Saturnicola alla fine. Ascolta, Medignana che chi ha lavorato? Medignano io ho lavorato con Giovanna Congiu, sempre sulla direzione di Maria Ausilia. Come stava dicendo Riccardo, noi in stratigrafia abbiamo trovato sulle scalinate un'insula dove sono stati trovati poi tutti i bronzi, 400 kg di bronzi. Praticamente lì c'erano le matrici per fare i gradini in alzato alla campagna più superiore. Ma questo l'ha pubblicato io non stavo. Ne ha parlato a Tetti.
E anche a Siriloa o Gozo sono state trovate sempre non ho visto quelle diapositive quanto più che pronto stavo per svegliare che ha trovato. No, io le ho trovate io, quindi erano, per quello io ti volevo chiedere se tu hai fatto dei saggi quando siete arrivati al piano. Praticamente all'asticato o al battuto. Avete mai provato a indagare ancora più sotto? No, noi abbiamo lasciato solo quel pezzettino in realtà perché diciamo le matrici le abbiamo sportate, però siamo arrivati alla roccia. Sì, la roccia di base dove avevano impostato quelle capanne, no? Mi hai fatto vedere dai nella foto di Nicola fotografia. Quindi perché volevamo capire. Purtroppo solo che questi materiali erano non siamo fortunati come l'hanno fatto. Erano al di sotto del piano di calpestio, del lastricato e del battuto, perché avevamo battuto con i banconi, perché poi ce l'ho fatto solo io, quindi dobbiamo riprendere lo scalo e c'era praticamente al di sotto. Guarda, questa vedi la situazione, la roccia naturale. Sì, dovrebbe essere il bacile, no? Dove c'è il bacile che è incavato sulla roccia di base. Qua invece sulla roccia di base non c'era niente, c'era solo il battuto lastricato. Poi era sempre terra, perché io sulla terra ho trovato a 1,80 m di profondità un grosso contenitore, un zip, pieno di. Ormai non è. C'eravamo 20 persone che potevamo la roba. Quindi, diciamo che ci siamo stati attenti purtroppo. Però era pieno un po' dappertutto ed è pieno ancora dappertutto, perché non era solo in quella capanna numero 1 in alzata, ma era in tutte le capanne che c'erano in bronzo, dalle barchette ai buoi, cioè era una cosa allucinante. Però vabbè, quello è considerato santuario. Mentre invece nel Tempio a Megaron, dove ci sono le faccine, io non sono stato trovato niente, vuoto, proprio vuoto di tutto. Una struttura del genere magari mi porta a pensare che ci fosse qualcosa di interessante. È molto interessante. E poi ti volevo chiedere su Samukuraga, tu hai detto sporadici ozieri, ma sporadici nelle sacche, dove le avete trovato? No, in che struttura? C'era una struttura? Non abbiamo trovato strutture, però tu conta che sì, era questa vicino. Quella, non era un po' di parte. Non sappiamo, nel senso che non abbiamo trovato strutture nelle sacche. Troviamo però moltissima, alcuni veramente pochissime repere. Pochissime ceramiche, una te l'ho fatta vedere. Che sì, e poi molte invece strumenti studiati. La cosa non ci stupisce, quindi io non so se là ci fosse un insediamento più antico, perché è un insediamento, però se tu vedi qua davanti a poche centinaia di metri c'era quest'esa. Quindi che era grandissima, quindi può essere che ci fosse stata anche una festa, semplicemente ci passavano per la caccia, per forse un corso di controllo tra il fiume, tra l'altro versante e questo versante. Però purtroppo diciamo magari sotto da qualche parte, perché ho detto lo scavo non è finito, può essere che da qualche parte ci sia anche delle sacche vere e proprie. Ora mentre per Monte Carlo le abbiamo trovate, non abbiamo trovato però veramente questa, guarda questa punta di freccia. Sì. Ma noi l'abbiamo trovata, lo sai dove l'abbiamo trovata? Ma ne abbiamo trovate un centinaio. Il superedificio senza fare scavo l'abbiamo trovata a Serralinda, l'abbiamo trovata a Serralinda una del genere, senza fare scavo.
in superficie con dei picconi, perché da tappiozieri, no? terreno di lavato, sì, E questo- terreno di lavato è Guarda le sacche, guarda. Stiamo ancora aspettando di scavare le sacche. chissà se ci riuscite. L'uomo. Sì, C'è sempre l'invaso adesso ormai. La sacca è una campagna. Sempre coperto dall'acqua adesso. E vabbè, adesso smetterà di piovere. Non scende più. E quindi Io volevo chiedere invece a Riccardo, nei due villaggi sono stati utilizzati prettamente per uso civile o ci può essere qualcos'altro, insomma, avete trovato... Allora, a Cucurella tutta la situazione era molto sconvolta, quindi abbiamo trovato resti di ceramiche di uso civile semplicemente, come anche là non abbiamo trovato oggetti in posto. La stessa cosa a Brucoeson. A Brucoeson la prima capanna mi fa pensare a un'abitazione di pregio, perché comunque ci voleva anche la lavorazione di questo bacile, la lavorazione di questa fa pensare a qualcuno che potrà permettersi questo surplus di lavoro. I materiali che abbiamo trovato ci parlano, qualcuno di pregio come quel supporto, però abbiamo trovato resti della vita di ogni giorno. Hai visto fusaiole, abbiamo trovato rocchetti, una grande coppa di cottura, quindi bocevano. Quindi abbiamo trovato elementi legati alla vita quotidiana di ogni giorno. Quella è curiosa quella capanna, la 17 che vi ho fatto vedere, perché ci sono quelle corde, ed è anche nel punto più in alto di tutto il villaggio. È così grande, anche quella doveva essere una capanna di prestigio, però è stata praticamente svuotata. Abbiamo trovato pochissimo materiale, quindi che stiamo studiando, c'è qualche mito metallico e così via, però in realtà ci manca questo elemento. Adesso uno degli obiettivi faremo dei saggi, perché comunque il vecchio villaggio è stato scavato sì, ma ci sono ancora molti riempimenti, quindi vogliamo fare dei saggi per avere il cibatoggi, per capire se sono contemporanei due isolati, se uno è prima dell'altro, e capire anche come si evolve. E peraltro questo villaggio è molto più esteso, io ho fatto vedere solo le strutture scavate, ma tutto intorno ci sono tantissime, quindi doveva esserci altri isolati, doveva essere un grande villaggio. E i misteri, anche se non è termine che in archeologia si può usare, diciamo gli enigma forse si può usare, è questo, il perché a un certo punto è stato abbandonato, perché non abbiamo tracce. Dovremmo trovare forse le tombe, non è insegnata nessuna tomba gigante, è anche vero che in queste fasi iniziano ad esserci anche tomba a pozzetto, se sono tomba a pozzetto è possibile trovare, possiamo anche perché anche usando delle indagini geodiagnostiche, là come è tutto crollato è pieno di pietrame, non si trovano. Io gli ho fatto venire dei geodiagnostici e mi hanno detto qua è possibile lavorare, perché troviamo è tutta un'anomalia. Non ci sono tracce di conflitti comunque. No, è stato tra l'altro, non abbiamo tracce di bruciature. L'idea che mi sono fatto è questa, che il villaggio sia stato, è un villaggio abbandonato. Gairo, l'esplotronografo Gairo, viene abbandonato, pian piano viene abbandonato repentinamente perché avevamo dato una data, però pian piano la gente è andata là e si è portato via, però se tu vai là nelle case magari trovi il vaso rotto, che hanno lasciato, quindi sono questi elementi. Quindi l'idea che mi sono fatto è che pian piano se ne sono andato. Noi abbiamo trovato resti umani, resti ossei, niente di tutto ciò, sono abbastanza pulite per essere capaci. E quindi diciamo da un lato è bello che è monofase più o meno, dall'altro invece ci mancano proprio le fasi di vita, dovrebbe essere fortunati, la capanna crollata in antico ad esempio, non disperiamo. Tra l'altro ci sono anche altri elementi interessanti, io non ve ne ho parlato per brevità, ad esempio abbiamo trovato con Marco Serra tracce di una lavorazione del ferro, estratti del prodotto finale, che è una cosa che abbiamo pubblicato su Fasti Online, una cosa assolutamente inusuale, che mi fa pensare a una lavorazione però insomma
assolutamente da controllare, da verificare, una incipiente e sperimentale, come ci ha detto uno dei revisori dell'articolo, una lavorazione sperimentale del ferro che veniva colato, cosa che poi con il ferro ha più fatto, un altro tipo di presumibilmente artigiani che invece conoscono, lavorano in bronzo. Ora l'abbiamo analizzato ed era ferro puro, su strati di bronzo finale, non c'è ferro. E quindi è una cosa curiosa e mi fa pensare che nell'officina metallurgica del bronzo, quella là vicino, aveva anche provato una prima lavorazione sperimentale del ferro. Ci sono tanti elementi, tanti piccoli elementi che costituiscono dei problemi da risolvere, perché poi non basta un elemento, certo. Se c'era la matrice. Diciamo è un piccolo indizio, però interessante di questo tipo. A proposito comunque di loro, ricordiamoci che la vita finisce con la prima età del ferro anche di noi. Forse continua in età medievale, che abbiamo trovato materiali sia all'esterno della capanna 7 sia poi nella tomba, no? C'è addirittura le ossa medievali nella tomba di Giganti numero 2. Ecco, quindi, però, ecco, è la stessa cosa, l'abbiamo vista a Sacosta. Sì, noi abbiamo lì, dopo il bronzo della prima finale al primo ferro, forse. Perché abbiamo la fibula, ad esempio. Non di certo. Ma poi anche le datazioni sono, le datazioni di Sacosta sono uguali a quelle di Sacosta. E quindi succede qualcosa nella prima età del ferro. Curiosamente non abbiamo trovato un corcio di ceramica contemporaneo noi. Anche noi. Perché non si prova Peppino a fare? Sicuramente neppure il corcio romano, eppure c'era ad Aido Maggiore c'era la storia. Sì, ma vabbè, c'era Allura che era vicinissimo. Non abbiamo ancora trovato. Può anche essere. Se la vita lì continuava, il villaggio sotto, perché non si è fatta mai un'indagine, almeno di una capanna? Là vengono un sacco di materiali che delle persone hanno in paese. Che cosa è il villaggio sotto i lui c'è un altro villaggio esteso dove c'è quella struttura rettangolare enorme che esce l'acqua, c'è sempre l'acqua, quando ci sono le piogge lì esce un fiume. Vabbè, ma non è che si possa scappare mezzo. No, vabbè, io dico di fare solo una capanna. Non abbiamo ancora finito. E vedi, oggi ho detto giusto per vedere la forma. Ho già detto la capanna 7 va finita di scappare. Sì, ma per avere noi abbiamo iniziato un salto. Un continuo, capito, di vita, non un abbandono, magari loro lo usavano tutti e due, in un periodo stavano là in alto, in un periodo stavano sotto. Noi non ci fermiamo finché non troviamo la roccia, noi non ci fermiamo, ma questo scavo circolare. Qua i materiali sono in superficie, tipo macine, tutto pieno, i materiali che vogliono dare tra l'altro, vengono da lì. Vabbè. Sì, è integro, quello è pieno, sono capanne piene. C'è molto da fare. Altre domande sul testo? No, volevo capire giusto una cosa, ma l'università nei confronti della politica e viceversa, come si pone? Nel senso che è assurdo che molte attività vengono intraprese in diversi villaggi, ma non si riesce a finire, anche se bisogna capire cosa significa finire completamente un lavoro di scavo, perché sarebbe bello comunque, ma io penso anche per la regione, avere dei dati, delle informazioni quasi complete, dove è possibile giustamente completare le informazioni, perché è impossibile arrivare a capire tutto quanto di un determinato villaggio. Però io penso che anche per la stessa regione, e io immagino che l'università spinga anche per questo, sia utile conoscere vita, morte e miracoli veramente di quello che è accaduto in un determinato villaggio magari posizionati in ambienti diversi, per cercare di capire informazioni diverse ovviamente. Allora sindaco, diciamo, vengo dai Lini dove ho parlato tra l'altro di questa cosa e ne abbiamo parlato anche in tante occasioni al turismo. Il rapporto adesso con l'università è un discorso complesso, cerco di dare qualche informazione. L'università adesso una cosa molto importante è la terza missione. La terza missione che già si faceva. Noi l'abbiamo sempre a fare. E la terza missione vuol dire che l'università è prima missione e il secondo. Abbiamo anticipato il tempo. Il secondo è la seconda missione, la ricerca, il terzo è l'apertura dell'università all'esterno, al pubblico. Cioè, quindi abbiamo questa fase.
Noi come università lavoriamo moltissimo con le amministrazioni comunali. Ci sono delle amministrazioni comunali che credono ai nostri progetti, con cui condividiamo progetti, e a questo punto infatti noi lavoriamo in regime di concessioni ministeriali, perché gli scavi, la legge dice che deve fare il ministero, tranne le concessioni ministeriali. E questo, quindi diciamo che noi abbiamo un rapporto molto forte con le amministrazioni comunali, con cui lavoriamo assieme, troviamo risorse, e poi c'è tutto un discorso di scambio, di esperienze, cioè noi facciamo adesso a Villa Verde, settima campagna in scavo, cioè lei pensi che abbiamo a Villa Verde un paesino di 200 abitanti, ogni anno, da 7 anni, l'amministrazione comunale dà sui fondi di bilancio, tira fuori 10, 11 mila euro, 12 mila euro per gli scavi, che sono gli unici che riusciamo a fare, perché non abbiamo altri fondi, perché il Ministero non ha fondi, se non per alcune delle scuole. L'università non ha fondi, a me danno per la ricerca hanno 800 euro, posso fare un anticipato 10%, e il resto, quindi un'amministrazione che crede fortemente in questo non interessa. Noi a Villa Verde, un paesino così piccolo, l'amministrazione ci ha fatto scavare 7 anni, e se io non scavo si arrabbiano, perché voi non arrabbiate. Conosco bene il sindaco. Chi? Sandro, che è un grande amico. Prima c'era Roberto Scema, adesso c'è Sandro Marchi, e proseguono, c'è una prosecuzione, e loro credono fortemente in questo progetto. Ed è anche una cosa particolare, perché alcuni, la professora sa, ci sono alcuni sindaci che vogliono la scoperta, tutte cose. Loro no, a loro importa che noi andiamo là, una squadra di 30, veniamo, 30 persone, ci danno il vitto e l'alloggio gratuito, ma colazione, pranzo e cena che ci fanno, qui ci sono delle signore che ci preparano tutto. Se ci sono dei restauri da fare, li pagano loro, perché abbiamo questa cosa. Noi cosa mettiamo? Il nostro lavoro, la nostra buona volontà, cerchiamo di fare, come sta facendo la professoressa, archeologia pubblica, quindi i nostri scavi sono aperti, quindi facciamo delle giornate scavo aperto, facciamo delle giornate anche noi il giovedì durante lo scavo, facciamo conferenze, pagine social, cioè ci diamo da fare. E abbiamo fatto anche un museo. Un piccolo museo da città nuragica che deve essere, manca solo un documento per l'antigene per aprirlo, un piccolo comune che ci crede, con cui abbiamo la cosa importante, non è il sindaco, l'amministrazione che vuole una cosa e noi ne vogliamo un'altra. No, noi vogliamo la stessa cosa. A noi ci interessa la ricerca, la valorizzazione, fare un discorso sulla comunità. Quindi facciamo una partita di calcetto, sembra una scemenza, però la partita di calcetto, noi contro gli abitanti di Villa Verde, è un momento condivisivo, perché stiamo assieme. Quindi quando ci incontriamo non è sempre facile, perché giustamente un sindaco legittimamente può avere obiettivi, però quando ci incontriamo, condividiamo gli stessi obiettivi, lo stesso progetto culturale, lo stesso entusiasmo, non c'è più nessun problema. Guarda, lavoriamo e basta. E qua è successo. E siamo tutti contenti. Guarda, qua a Sede è successo la stessa cosa, finché poi invece l'amministrazione ha deciso di prendere altre direzioni. Perché si riteneva che, essendoci il museo, non fosse più necessario continuare con le ricerche, continuare con la collaborazione con l'università. Purtroppo è successo questo e si è visto invece che per 15 anni di Sede non si è più parlato, perché la presenza dello scavo dell'università e degli studenti è basilare. Ma vi ricordate noi professoressa, mi perdono, a vedere gli scavi? Allora, secondo me, però poi c'è anche un altro problema a monte, lo dico. Allora, voglio finire, però le dico solo una cosa. Questo percorso virtuoso non è facile da fare, con qualche sindaco non sono riuscito a farlo, ad esempio, perché magari aveva altre regole. Però ci sono una serie di sindaci, posso citare il sindaco con nostra Mazza, che è entusiasta del nostro progetto, non è neanche un progetto di scavo, è un progetto di salve. Lui riesce a trovare i fondi e lavoriamo assieme. Il sindaco di Nucis adesso è entusiasta, stiamo lavorando assieme.
quindi non c'è neanche più università e comune, è un unico per cui lavoriamo. Certo, però quello che dà fastidio a me, ovviamente è una cosa personale, tra l'altro i piccoli paesi come Villaverde e altri, in questo punto paesi sotto 1000 abitanti, avevano meno problemi di bilancio rispetto a chi era oltre. Non è una fesseria, perché veramente non sapevano nemmeno dove mettere i soldi. Poi se andiamo a vedere in Marmilla i paesi sono dei musei a cielo aperto, perché sono veramente bellissimi da vedere, il selciato, i portali e tutto quanto, sono veramente curatissimi, mentre i paesi sopra i 1000 abitanti in quegli anni della crisi hanno avuto veramente forti difficoltà. Però quello che fa specie a me che cos'è? Che probabilmente la regione dovrebbe essere più presente, perché se un sindaco ha la possibilità, grazie al suo bilancio, di mettere un po' di risorse, quei lavori possono continuare. Ma io penso che anche l'università abbia delle priorità, nel senso, dà fastidio che Sedilo, con patrimonio archeologico, culturale che ha, non possa continuare una campagna seria di scavi, al di là del fatto che si venga 1 o 2 mesi all'anno, che è importantissimo lo stesso, perché è giusto parlarne, però sarebbe più corretto fare un lavoro di un certo tipo, un buon lavoro come è stato fatto in passato, e cercare di chiudere fin dove si può chiudere giustamente la campagna degli scavi. L'ideale, il nostro sogno sarebbe quello di entrare nel nuraghe, che sarebbe la cosa più bella in assoluto. Le dico questo però, quando uno intraprende un'opera del genere sa già che passa, per esempio a Cucurara sono voluti 20 anni e dicevo agli amici che ci vuole ancora, è scavato solo il 50%, perché sono delle opere veramente impressionanti. Scavare il nuraghe, ad esempio, allora a me viene qualche sindaco e mi dice ascolta, perché non scaviamo questo nuraghe? Che si dice da 20 anni. Il problema è questo, che bisogna che ci vuole proprio una rivoluzione culturale, una concentrazione tra università soprintendenza e regione e anche i sindaci. Qui bisogna fare una cosa semplicissima per arrivare al risultato che dice Salvatore, di arrivare almeno di avere una risposta, non dico una soluzione finale sul villaggio, su un coso, perché forse vorrebbero secoli. Per scavare noi secondo me ci vuole un secolo. Sono questi ritmi. Il problema è che bisognerebbe individuare una serie di siti, mettiamo 20, 30 e puntare su quelli. Quelli i siti che sono già importanti per importanza di sito, per fruibilità, per studi già fatti. Allora la regione ci vuole proprio ancora un movimento di studiosi e sovrintendenti. Qui sono i 30 siti della sede che bisogna portare avanti per 20 anni, vi concentrate su quei 30 siti. Poi nessuno vieta di continuare a Villaverde, di continuare a Nuraghetto, che il comune vuole salvarsi, no. Però se non si fa così, non si arriverà mai a fare una campagna di scavi completa, non si riuscirà mai. Il problema sono i finanziamenti a pioggia. Nei tempi delle vacche grasse delle comunità montane hanno salvato cari e polsi, hanno salvato Nuraghetti del nulla, perché 50-60.000 euro ci vuole una rivoluzione culturale. Hai perfettamente ragione, guarda, ci si pongono 2 problemi a questo proposito. Innanzitutto il problema di coordinamento, e chi deve fare il coordinamento? Deve fare la regione. Perché? Anche perché la regione ha i finanziamenti, però lo Stato ha la competenza ed è competenza primaria. L'università ha la competenza della ricerca. Quindi 3 attori che in genere non si riesce a far dialogare. Si è riusciti soltanto perché ci sono altri problemi che vengono a dire anche perché non sono utili. E allora, visto che comunque il problema numero 1 è la competenza, la regione dovrebbe finalmente chiedere la competenza primaria alla regione, così come è stato chiesto negli anni 70 da un gruppo di consiglieri regionali capitanati dall'Illio. E il consiglio regionale era d'accordo e poi non si è fatto nulla. Quindi bisogna chiedere la competenza, anche perché la regione Sardegna è una regione a statuto speciale ed è l'unica regione che non abbia la competenza primaria. Avendo la competenza primaria
il problema della contrapposizione tra università e soprintendenza non avrebbe più senso, perché certe volte i sovrintendenti ci sono andati contro, perché volevano, utilizzando il diritto di intervenire sulle decisioni di concessione di scavo, volevano indirizzare le carriere anche di chi era all'università. Ecco, molto spesso è successo, è perché gli stipendi esistenti anche oggi tra i funzionari delle sovrintendenze e i ricercatori che non viene associati ordinari sono molto diversi, e quindi d'altra parte noi sappiamo che chi lavora in sovrintendenza è archeologo a tutti gli effetti, no? La partenza è quella, sono tutti archeologi, come sono archeologi quelli che lavorano all'università, e l'archeologo vuole fare giustamente l'archeologo, non soltanto il passacarte, no? Il passacarte, quindi se si arriva a questo, allora forse si riuscirà a fare quello che abbiamo chiesto comunque di fare, ma in tanti in questi ultimi anni, cioè un piano regionale serio di interventi archeologici, un piano che sceglie i siti, ma in questa scelta non deve esserci solo la sovrintendenza, deve esserci anche l'università, soprattutto, e devono esserci anche i comuni, dovrebbe essere un incontro fra i vari attori per arrivare a un piano generale, un piano cioè regionale unico, ecco, che miri a concludere certi lavori che però devono essere anche poi valorizzati e via dicendo. Questo lavoro, questa programmazione non è stata mai fatta ed è vero, cioè il piano regionale di scavi, che tra l'altro adesso entra nella terza fase, perché il piano regionale dell'università va all'università della regione è di 3 anni, hanno fatto la programmazione per i primi 2 anni, adesso c'è il terzo anno e decideranno entro quest'anno. Le decisioni sono state prese in un momento particolare. C'era in ballo l'elezione e quindi si è cercato di accontentare un pochino tutti. Però noi anche sappiamo, almeno noi che io sto seguendo qualche intervento regionale. Un intervento regionale di 60.000 euro detratta l'IVA e detratta la progettazione permetterà di lavorare sia 90 giorni, forse, e 100.000 euro forse un mese e mezzo. Perché? Perché i lavori costano molto e poi fatti in un certo modo chiaramente costano ancora di più. Indubbiamente tutti erano contenti dell'attribuzione, adesso stanno facendo i conti, stanno tutti dicendo che facciamo? Limitiamo l'intervento e dobbiamo fare un intervento che si concluda entro l'anno. Infatti tutti i progetti li stanno dimensionando adesso, ridimensionando, almeno quelli di cui io so, in relazione al finanziamento che è stato ottenuto. O la regione entra in quest'ordine di idee oppure si tornerà forse al periodo in cui esisteva la legge 10 che era ben in merita e che non è stata abrogata ma non è stata più finanziata, ed era una legge che veniva usata solo per i cantieri archeologici e con questi cantieri è stato scavato popolare. Sì, non con la legge 10, noi lavoravamo però chi la nuova forma? Noi siamo andati una volta in delegazione con il sindaco di Laconi, che era ex consigliere regionale, abbiamo parlato con Cossa, che era il presidente del consiglio, e gli abbiamo chiesto di riattivare la legge 10, adeguandola alle nuove esigenze, perché i costi chiaramente della legge 10, i costi previsti erano quelli di 30 anni fa, e quindi adeguamento dei costi, quindi una revisione tenendo conto dei tempi diversi e delle esigenze. E tra l'altro una delle cose dette è stata anche questa: in questo momento di crisi riattivare la legge 10 significherebbe utilizzarla in un certo senso anche come una legge ammortizzatrice sociale, perché quella legge era stata varata nel dopoguerra ed era
stata utilizzata con cantieri comunali proprio per dare lavoro a chi non riusciva veramente a fare nulla, chi non trovava nulla, ed è la situazione che in parte c'è adesso, soprattutto qualche anno fa. E ci è stato risposto che gli ammortizzatori sociali erano alti. E che cosa era? La cassa per il mezzo, la cassa integrazione. Ma la cassa integrazione tu la usi per chi ha già un lavoro e lo perde, no? Esatto. Ma è per chi non ha un lavoro. E quando noi abbiamo detto ci sono anche disoccupati, cosiddetti disoccupati intellettuali, cioè gli archeologi che hanno studiato 5 più 3 anni, 8 anni e che non riescono a fare niente perché non c'è nulla di previsto. E niente, non esistevano né gli archeologi, non esistevano coloro che cercano lavoro e non lo trovano. Quindi la regione dovrebbe anche essere concreta nella disposizione e però entrare nell'ordine di una programmazione seria. Anche perché comunque qualsiasi intervento che si faccia su qualsiasi sito, io penso che sia un patrimonio non soltanto di quel paese, ma un patrimonio di tutti e non solo dei sardi, quindi sarebbe veramente, c'è bisogno di una riprogrammazione seria, perché oggi, come ha detto Torino prima, la coperta va bene, lo sappiamo, è sempre abbastanza corta, però quel budget viene suddiviso in tantissimi rivoli, alla fine nessuno riesce a fare nulla. Volevo solo dire, sono chiaramente d'accordo con tutto ciò che è stato detto, però diciamo non demonizziamo, nel senso che anche il piccolo intervento che noi facciamo, notiamo che noi abbiamo anche aspetti didattici, quindi anche quel piccolo intervento, cioè il finire il sito, forse dall'esterno, però non è così importante, nel senso è importante avere pian piano dei dati ed è importante portare avanti un discorso di conoscenza, di coinvolgimento della popolazione. Quindi anche l'intervento non è che ha solo il fine di scoprire qualcosa e di finirlo. L'intervento è anche attuare delle strategie scientifiche, didattiche, coinvolgimento della popolazione. Quindi ben vengono anche questi piccoli cantieri, cioè noi a Villa Verde non abbiamo mai avuto l'obiettivo di finire questo. No, ma non noi abbiamo l'obiettivo di fare piano piano. Sono d'accordo con quindi con i ragazzi che piano piano scavano, imparano, vivono nella comunità e la comunità è contenta di questo, vogliono che noi per un mese all'anno diventiamo cittadini di quel paese. È importante anche questa cosa. Poi fermo restando tutto ciò che è stato detto, certamente sarebbe per precisare. Però è importante anche questo tipo di attività. Sì, esatto. Cioè non il finire, avere dei dati, noi pian piano finiamo una capanna, la pubblichiamo scientificamente, la divulghiamo e abbiamo questo dato. Ne facciamo un'altra, piano piano, chiaramente i tempi sono molto lenti perché adesso neanche in tecnica odierna noi spesso lavoriamo col pennello, quindi è chiaro che si va a rilento. Non abbiamo la frenesia di scoprire tutto. Vediamo quello che c'è piano piano, con i nostri tempi, quando abbiamo i risultati quelli che vi ho fatti vedere, li restauriamo, apriamo al pubblico. Mi sembra una strategia chiaramente dovuta anche al fatto che non ci sono tante risorse, però che in questa fase ha un suo perché. Già fare questo sarebbe tantissimo. Poi nel merito delle singole situazioni si tornerebbe a fare ciò che già si faceva, perché guarda, hanno partecipato ai cantieri di Sendilo di 10-15 anni, gli studenti non erano pagati assolutamente e avevano soltanto vite alloggio. La foresteria, cioè questo museo era la foresteria. In qualche caso qui avevamo affittato delle case, e il discorso era quello. Ma poi gli studenti comunque portano, non dico economia, però girano nel paese, portano lavoro, fanno arrivare a c'è un indotto, non solo economia, più che fenomeno sociale. Ma infatti adesso se si chiede a qualche giovane di archeologia di Sede, ma di archeologia in generale, non viene frega niente, non ne sa niente. 20 anni fa si era creato proprio questa amicizia tra la gente del paese e gli studenti, ed era
erano interessati, addirittura venivano e ti dicevano: oh, ma sai che nel mio terreno c'è questo, o sai che mio padre mi ha raccontato. Era proprio dal punto di vista culturale, si era creato qualcosa. Stiamo parlando degli anni 80, Tore. No, io ti sto parlando degli anni 2000, quando c'erano gli ultimi studenti. Assolutamente scappare perché è un'altra riunione. Un'altra riunione. La saluto e la ringrazio per la disponibilità. Io devo dire una cosa Arrivederci a tutti. Ciao. Sì, no, se faccio altre domande. Non c'è. No, su quella torre che è pubblicata, praticamente hai detto su questo. Una torre, la torre A, mi sembra che hai detto. Sì. Pubblicata che non c'è ingresso da nessuna parte. Cioè non c'è un ingresso, nel senso che Non siete arrivati ancora non abbiamo scavato perché ci sono problemi di sicurezza. Ah no, perché hai detto non abbiamo trovato ancora materiali. No, non abbiamo sappiamo toccato cos'era perché di chi scava? Qual è se mi trovi un ingegnere che mi dà il permesso per la sicurezza? Beh, non so, perché è semplice. Perché le regioni sono state trovate? No, perché ci sono 9 nicchie. Una di queste nicchie è un ingresso. Ah, quindi ci sono gli ingressi, non è che non Che sono però riempiti di terra. Scesi da Uno mano. di queste ha l'architrave crollato. Quindi è quello il problema. Se ci fosse stato l'architrave crollato l'avrei già scavato. Beh, certo. non si Invece può, almeno si l'architrave può. crollato, che sembra ben tenuto, sembra, però chi si prenderà? Non puoi fare. Quindi là l'unica cosa è scavare dall'alto per trovare l'ingresso, Sì, entrare nel consenso. Abbiamo fatto però è veramente. a Scirilla abbiamo fatto una cosa del genere. Però pensa a me che ci vuole là. Erano strutture per derrate, per tenere delle strutture a torre. A San Salvatore, non so se lo conosci, a Tortolini. Sì, sì. Praticamente era tipo un silos per un granaio. Ma poi ce ne sono venuti tantissimi altri, cioè ce n'erano tantissimi dopo. Noi diciamo che bisogna. Però siamo sempre lì, si scava la metà si aspetta 10, altri 20 anni. Io in tutti gli scavi che sono stato, neanche uno è stato approvato mai a spendere. Ci lavoro da 30 anni. Per dire, ho giocato l'Ogliastra, la Seruccia, che sforzo, la Serra Soscarto. Io l'ho già fatto da nessuna parte è finito niente. Però molti di noi, spesso io ce l'avevo detto, ma cavolo! Infatti, tutti i finanziamenti, tipo per dire come stavamo dicendo prima, ho lavorato a Orlando con 2 chiese con 2 filari di pietre. Cioè, È chiuso? come si fa? Non ancora. Cioè, chi è che Si è per Pino. E poi perché non c'era niente da fare ci hanno mandato a scavare a, come si chiama? Mi pare sotto roccia. Va bene, dai. Professore, una Nicola, curiosità. chiudi. Professore, una curiosità, quando ha parlato della possibilità di trovare una fonderia, durante lo scavo quali sono gli elementi che inducono a pensare che Dovremmo possa trovare esserci? un vano con tante scorie di fusione, con tanto metallo, crogioli, matrici di fusione. Ora, là c'era sicuramente, però il villaggio è molto vasto, quindi è veramente impossibile da trovare. Le matrici ce le avete trovate, però le hanno riadattate a pavimento, Portate però anche a Sassuolo è uguale. Riccardo, non è che è cambiato niente, però Sassuolo era pieno dappertutto, non era una capanna piena di bronzo, erano tutte le capanne. Quindi, adesso facciamo un invito, signore. No, io Posso chiudere? Sì, chiudi. Grazie.